Eder. Mac. Pallister. Credo che chiedermi il DNA sia un atto dovuto in un'indagine seria. Tra l'altro mi sta benissimo per allontanare i dubbi che qualcuno potrebbe aver avuto su di me. Mi auguro che guardino i tabulati, che facciano tutte le verifiche che credono. Il pensiero non mi turba affatto. Non c'è stato nulla da un anno a questa parte che mi abbia fatto cambiare idea sulla vicenda. Non è emerso niente di nuovo. Non capisco come si possa uccidere una persona volutamente procurandole uno scompenso cardiaco acuto senza l'intervento, per esempio, di una sostanza iniettata. Non posso escludere errori nella autopsia. Sicuramente nel referto ci sono delle lacune, soprattutto in relazione alla data della morte. In quel punto è stato decisamente lacunoso. Non so se Sterpin sta coprendo qualcuno, però non ha fatto nulla per non attirare i sospetti su di sé, fin dal primo momento. Per mezz'ora di ritardo di Liliana, ha detto che sarebbe andato a procurarsi un alibi. Per mezz'ora di ritardo io inizio a innervosirmi, posso spazientirmi, se mi preoccupo telefono agli ospedali, ma non penso a costruirmi un alibi. Il mio atteggiamento sarebbe questo e credo di chiunque altro. Forse inizialmente Sterpin voleva tenere segreta i luoghi d'incontro, forse si augurava che il caso venisse archiviato come suicidio e quindi non se ne sarebbe parlato più. Quando si è reso conto che le indagini continuavano, magari temendo che emergesse questa storia, ha preferito raccontarla spontaneamente. Io dissi oltre un anno fa che non sopporto l'idea che Liliana possa essere buttata in un bosco come spazzatura. Quando è stata trovata in un bosco, all'interno di inutili sacchi neri, perché non hanno ragione di esserci, mi sembra quasi che io abbia scritto il copione e qualcuno abbia pensato di metterlo in scena. Ognuno si regola un po' come vuole. Certamente non possono imporre che non se ne parli, e poi ognuno è coinvolto emotivamente in base alla propria sensibilità e al bene che voleva a Liliana. È difficile restare inebetiti e non dire una parola su questa morte strana, allucinante. Ho bisogno di parlare di questo, di far sentire la mia voce, perché mi ha fatto male che sia scomparsa in questo modo. Non ho un ricordo preciso su Liliana. Nel 1974, nel 1975 lei era la più giovane della compagnia, io il più vecchio. Eravamo in un gruppo di amici e facevamo le feste in casa, per Capodanno, a Carnevale. Mettevamo degli impianti artigianali per ballare in oratorio. Per me è sempre rimasta quella ragazza di 16 anni, non ho mai visto cambiamenti in lei, anche se poi chiaramente con il passare del tempo è diventata più matura. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.